Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, vi ricordo che ovviamente chi ci vede sul canale 19, ricordatelo anche a chi ancora deve risintonizzare il televisore oppure ancora a chi non sa che siamo sul 19 ma pensa che siamo ancora sul 12. Detto questo è una puntata dedicata a un uomo che in televisione la conosce abbastanza bene, delle volte ruberà il posto anche i conduttori e i presentatori ed è l'assessore allo sviluppo economico della regione del Veneto Roberto Marcato. Buonasera assessore. Buonasera, grazie di essere con noi, lo dico perché ormai di consueto fra poco cambieremo i ruoli, lei mi presenta. No, lei fa benissimo il suo. No, l'ho invitato al di là e ringrazio che lei è sempre disponibile in questo, l'ho invitato per parlare con lei di molte cose, fare un focus un attimino sulla situazione del suo partito, sulla situazione della guerra, sulla situazione dell'accoglienza, sulla situazione del PNRR, insomma sotto un aspetto economico. Lei è l'assessore di riferimento, quindi avremo modo di fare una bella chiacchierata con lei di tutte le problematiche che non mi viene la parola. Attanagliano, non mi veniva ovviamente il nostro momento che stiamo vivendo, che è un momento davvero difficile tra il Covid, la guerra, gli aumenti ricordiamolo che sono arrivati prima ancora della guerra, quindi era già iniziata una situazione un po' di difficoltà. Però voglio iniziare del suo partito. Tra poco vedremo anche il titolo, ovviamente Roberto Marcato a 360 gradi. Le chiedo questo suo partito, non era presente lei alla presentazione di Peghin alla conferenza stampa, era impegnato, immagino mi dirà così, oppure... No, erano presenti solo i responsabili politici regionali, punto. Non c'erano altri. Non c'erano altri, solo... C'era il responsabile della Lega, Stefani, quello di Forza Italia, quello di Fratelli d'Italia, cioè il centrodestra rappresentato, De Poli per le faccio questa domanda perché come va la Lega all'interno della Lega e cerco di essere sotto un aspetto anche preciso nella domanda. La Lega come partito a livello nazionale, mettiamolo così, è una parte che funziona. Il Veneto è una cosa a parte, semplifico, c'è Salvini, c'è Zaia. Il Veneto rispetto agli altri presidenti della regione che fanno parte della Lega che sono uniti con tutto il partito, il Veneto invece sembra un po' staccato, sembra un po' diviso da quello che rappresenta il partito della Lega in tutto il suo essere. La vedo come concezione sbagliata oppure, cioè vedo il Veneto un'anima diversa all'interno del partito. Sbaglio di molto Marcato se sto dicendo questo o c'è qualche verità? Allora, il Veneto è una cosa diversa. È una cosa diversa perché, pensiamo per esempio solo al referendum sull'autonomia, per noi quel referendum, a differenza anche di quello lombardo o di altri, o della concezione autonomista che hanno molte regioni, per noi è un fattore quasi antropologico, cioè, mentre per altri l'autonomia significa autonomia fiscale, quindi si parla di risorse, di denaro. Per noi l'autonomia è un concetto culturale e ce l'abbiamo noi, così forse ce l'ha la Sardegna, ecco, sono due regioni da questo punto di vista simili, dove c'è questo senso di appartenenza al territorio che è superiore a quello di qualsiasi altra regione. Cioè noi nella nostra bandiera c'è il leone di San Marco. Le altre bandiere regionali non hanno questa tradizione. Noi abbiamo i leoni di San Marco ovunque, ci sono sindaci che hanno messo nelle rotatorie monumenti al leone di San Marco, perché per noi è un fattore antropologico, culturale, esistenziale, storico. Mi scusi se la interrompo maleducatamente, ma non per tutti. All'interno della Lega del Veneto il suo ragionamento lo condivido perché si vede, ma non per tutti. Ma può essere sicuramente, però questo le dà la misura del fatto che il Veneto, la Liga Veneta, ha una storia a sé, Dopo teniamo conto che questa è la regione con il più alto tasso di leghismo e lighismo d'Italia. Cioè noi siamo il primo partito, ma abbondantemente il primo partito, e lo siamo da molti anni. Quindi che ci sia, come dire, una Lega in salsa veneta, che è Liga Veneta, è vero.
È vero, ed è inutile dire che non è così, ma per fortuna che è così, perché nella nostra concezione di Lega il tema federalista, il tema dei territori è il tema strutturale, strutturante, è il tema portante del nostro partito. Quindi il fatto che ci siano queste diversità territoriali, ben venga. La Lega che io amo è la Lega che sintetizza le diversità. I siciliani sono siciliani, profondamente siciliani, ed è giusto che sia così. I calabresi sono calabresi, i piemontesi lo stesso. Cioè il tema identitario dovrebbe esplodere, anziché in una visione centralista come ahimè succede da troppo tempo in questo paese, che soffoca i territori. Dovremmo farli esplodere, perché non c'è paese al mondo che ha questa capacità di fare manifatturiera, di fare il bello, di creare così diversificato. Perché? Perché abbiamo una storia che è diversa da qualsiasi altro paese. Anche la Lombardia ha le caratteristiche di tutto quello che lei sta dicendo. Il senso, cioè noi ci sentiamo gli eredi della Serenissima Repubblica. Sta roba qua ce l'abbiamo solo noi. C'è questo orgoglio. Se lei va in Lombardia, se lei va in Piemonte, non trova nelle case le bandiere della regione Lombardia, non le trova. Le trova in Regione Lombardia. Se va in Piemonte lo stesso, se va in Liguria lo stesso. Da noi trova il leone che sventola, lo trova dappertutto. Sì, però la Lega è nata in Lombardia con Bossi. No, la Lega Nord. La Lega Nord nasce dall'unione della Liga Veneta, la Lega Lombarda, la Lega Piemontese, nasce da questa unione e il segretario era Umberto Bossi, lombardo. Ma in realtà la forte spinta autonomista, indipendentista, territoriale, nasce qua, e nasce a Padova. La Liga Veneta nasce qua, con Franco Rocchetta, con Tramarin, con la Marin, nasce qua e non è un caso. Quante sigle autonomiste e indipendentiste abbiamo in Veneto? Ne nascono ogni giorno. Io ho contatti quotidiani con questo mondo anche indipendentista, perché è un sentire fortissimo. Noi viviamo il referendum sull'Italia unita. Molti di noi lo vivono come un tradimento, perché in realtà ci sono degli elementi che ci fanno pensare che ci siano stati fatti dei brogli. Cioè, queste cose ci sono solo in Veneto. Quindi che il Veneto sia un unicum culturale, storico, è vero. Non sto dicendo che è migliore o peggiore di altre regioni. Io non faccio mai questo, perché ogni regione ha la propria storia e la propria dignità. Abbiamo pari dignità, ma assolutamente diverse. La mia domanda era diversa. E questo si vede anche all'interno della Lega. Esatto. Allora, nel ragionamento che lei sta facendo, il Veneto ha un'anima diversa rispetto alle altre leghe per le motivazioni che lei correttamente ha spiegato. Questo comporta che ci sono anche vedute diverse sulle strategie politiche. E questo comporta che all'interno del partito stesso ci siano anche dei dissapori tra le varie persone. Sì, ma per fortuna. Domanda, ma domanda questo, non ha paura che ritorni ad essere un altro caso Tosi tutta la Liga Veneta, e cioè che ci sia una rottura all'interno di questo partito? No, allora, Tosi... Non so se ho semplificato. Una domanda assolutamente legittima e anche corretta. Allora, tanto siamo in un'altra epoca. Sì, ma era per far capire il concetto. Tosi si inventa un altro partito parallelo alla Liga Veneta, che è il Faro, un altro partito, e questo è il primo elemento di rottura fortissima, perché da noi chi è iscritto a un partito non può essere iscritto a un altro partito. Mercato, non volevo paragonare Tosi, era un esempio di dire oggi lasci stare un attimo Tosi, ha capito? Lasci stare Tosi il concetto. Non c'è questo pericolo oggi, no, per le diversità, assolutamente no. Allora semplifico ancora di più, perché all'interno della Lega, che è un partito dove le persone che ci lavorano moltissimo di pancia, oggi all'interno del partito ci sono molte persone, sempre di quella Lega, che sono un po' sofisticate, diventate più complicate, non nel modo di parlare, però nel modo si sono più raffinate, diciamo. Tra questo ragionare di pancia che c'è all'interno della Lega, per poi crescere sotto un aspetto culturale, la metta come vuole, può far sì che ci siano delle diversità di vedute e di strategie? Che ci siano diversità di vedute e strategie, sì, ma non su questi binari. Nel senso che noi negli anni abbiamo, ed è questo il grande salto che ha fatto la Lega nell'ultimo decennio, è stato proprio questo, noi siamo riusciti a sintetizzare capacità di intercettare il popolo
il sentimento del popolo, le aspettative e le esigenze, sintetizzarle con una capacità di rappresentarlo. E noi abbiamo oggi una classe dirigente che ci invidia qualsiasi altro partito. Nessun altro partito è strutturato come siamo strutturati noi, capillarmente nei territori, e come siamo strutturati anche in Parlamento. C'è un po' marcato anche qui di controversia, perché c'è chi all'interno del partito chiede l'assemblea, che da molti anni non si fa anche per via del Covid, c'è chi all'interno del partito non è d'accordo sulle scelte di qualcuno del partito, esempio per il candidato di Padova, dove molti suoi colleghi del partito sindaci hanno chiesto proprio espressamente il suo nome per candidarsi come sindaco. Ci sono dei dissapori perché non ci sono state queste famose assemblee per ovvi motivi. Io sono la persona che per primo ha chiesto di andare al congresso, perché sono convinto che A, la democrazia interna di un partito sia la vita di quel partito, e B, perché c'è bisogno di parlarci, perché il mondo è cambiato. E sono cambiate le strategie, devono cambiare le strategie, è cambiato tutto. Quindi il fatto che noi ci parliamo, andiamo al congresso, strutturare il partito attraverso le segreterie politiche, significa dare forza al partito nell'essere contemporaneo. Questa è la parola d'ordine. Noi dobbiamo essere non moderni, dobbiamo essere contemporanei, cioè capire cosa sta succedendo e agire di conseguenza. Altrimenti continuiamo a guardare il mondo con una lente che guarda al passato. Sbagliatissimo. Per questo io chiedo i congressi, e più presto si fanno meglio è, e devono essere fatti tutti a tamburo battente, congressi di sezione, i congressi provinciali, i congressi regionali, e poi una grande assemblea federale dove chiamiamo tutti i segretari, tutti i militanti, e decidiamo le strategie per il futuro. Questo bisogna fare, una dialettica interna fortissima, altrimenti si rischia con i commissariamenti, che hanno avuto motivo di esistere. Uno, perché il partito era nuovo e non potevamo farli materialmente dal punto di vista proprio regolamentare i congressi. Due, è arrivato il Covid che ci ha massacrato tutti. Quindi capisco. Oggi però con il 31 di marzo finisce l'emergenza, dal 1° di aprile, questo l'ha detto Salvini, io gliel'ho chiesto, lui me l'ha confermato, dal 1° di aprile si iniziano i congressi di sezione. E entro l'anno per me devono essere fatti tutti, anche quelli regionali. Tutti. Vinca chi vinca, non è importante, l'importante è che ci sia un segretario politico con cui dialogare, perché la differenza sostanziale fra un segretario e un commissario è che il segretario è dal basso verso l'alto, cioè è rappresentanza dei militanti che ti hanno votato. Il commissario, per sua definizione, è uno nominato dal segretario federale. E quindi c'è bisogno che il militante si riconosca in un segretario, possa anche arrabbiarsi con un segretario e possa pretendere strategie politiche. Il commissario invece è chiamato a gestire un momento di emergenza, e vanno ringraziati perché si già fa un fracasso a parole e fanno un lavoro straordinario, quindi da questo punto di vista grandi ringraziamenti, ma servono i segretari. Quindi punto. Lei, in parole povere, ovviamente si augura che questi congressi siano fatti, anzi lo mette proprio come priorità che devono essere fatti, e quindi lei vede un partito ancora solido all'interno? Assolutamente sì. Non vede i salviniani con i zainiani o via discorrendo? No, ma figuriamoci. Intanto stiamo parlando di due lavori diversi. Cioè, il segretario politico di un partito ha un suo ruolo e una sua dimensione. Però il presidente di una regione ne ha un altro. Salvini è molto, un attimino, anche all'interno dei praticanti della Lega stessi, un po' contestato, un po' criticato per le cose che sta facendo. Tenga conto che quando si macina, a livello nazionale adesso... Sì, vabbè, però anche qua la gratitudine non è di questo mondo, soprattutto della politica. Però quando la Lega macinava l'1-2% a settimana di consenso, Salvini era l'uomo più intelligente del mondo, lo stratega più raffinato del mondo, l'uomo che capiva tutto. Improvvisamente andiamo al governo per senso di responsabilità, ci assumiamo l'onere di scelte dolorosissime, ma che riteniamo servano per portarci fuori da questo pantano in cui siamo tutti quanti costretti. Facciamo tutto questo, paghiamo uno scotto in termini elettorali enorme, perché quando sei al governo in un momento di guerra, noi siamo in guerra da 2 anni e mezzo ormai, quando perdiamo consenso, allora improvvisamente
Salvini non capisce più niente. No, Salvini è sempre Salvini. No, non è questo. No, ma lo dico perché, siccome io trovo tutti i giorni militanti che mi spiegano, prima mi spiegavano che mi non capivo niente e capiva tutto Lori e capiva tutto Salvini. Adesso mi spiegano che mi continuano a non capire niente e che Salvini non capisce niente. Esistessi militanti. Allora, io capisco anche l'esigenza ma anche uno funziona solo quando ti regala il primato assoluto del consenso, perché i momenti storici sono momenti storici. Roberto ha marcato tutto giusto quello che dice, però nel tragitto del miglioramento di cui lei ha fatto riferimento ci possono commettere degli errori inderogabili che ti portano a non essere più qualificato come il vero leader. Ma chi non fa errori? Per questo motivo uno può essere anche penalizzato nel ragionamento. Sì, però allora noi dobbiamo sempre tener conto del terreno di gioco in cui andiamo a fare la partita. Un conto è prima del Covid, dove noi arrivavamo da un periodo che vedeva 2008-2009 la grande crisi mondiale a causa dei subprime, crisi lunghissima, inizia a stemperarsi 2013-2014 e inizia la ripresa. Quello è il periodo in cui noi aumentiamo il nostro consenso. Salvini prende in mano il partito, arriviamo al 2018, dopodiché arriva il Covid, massacra tutti. E chi premia il Covid? Premia la Meloni che, non assumendosi nessuna responsabilità, sta a bordo campo a dire cosa avrei fatto io il giorno dopo. Ragazzi, grazie, pensate i consensi. Era a bordo campo che Salvini prima che arrivasse Draghi. Esatto, ma noi ci siamo assunti la responsabilità in un momento drammatico e immagino cosa sia costato a Salvini questa responsabilità. In un momento drammatico ci siamo assunti la responsabilità di governare processi decisionali, di fare politiche sociosanitarie per contenere i danni da Covid. Abbiamo salvato vite umane, abbiamo salvato aziende. Tutti quelli che oggi nei social fai i professori di economia, ignoranti come gaine, ok, come galline, questa gente si dovrebbe vergognare. Perché questi qua non sa niente, non capiscono nulla e danno le sentenze così. Sono processi complicati, non risolvi il problema della pandemia o della guerra in Ucraina con un tweet o con un post ai social dicendo tutti ladri. Cosa vuol dire? Tutti incapaci. Cosa vuol dire? L'uscita ha marcato proprio in riferimento a quello che stai dicendo oggi, che ha fatto Salvini nel fare i complimenti a ovviamente il presidente russo, era un po' esagerato, tenendo uno dei migliori d'Europa, assieme poi a lui anche Berlusconi fece queste dichiarazioni, disse che Putin è il leader, è meglio 1000 volte Putin che la Merkel, insomma ne è uscito, oggi è che è affidabile, che è tutto quello che è stato detto. Sì. No, magari non mi sottraggo mica. Allora, su questo tutti i leader mondiali, tutti hanno fatto affari, lavorato e avuto relazioni con Putin fino all'altro ieri. Tutti i leader mondiali, tutti. Salvini è andato oltre, nel senso che lui ha anche detto, per me è un riferimento, io non sono mai stato putiniano o filo sovietico o filo russo. Anche l'America ha interessi con la Russia per via del gas. Sì, io però, siccome adesso il mondo si è diviso fra i cattivi che sono Putin e i russi e i buoni e tutto il resto del mondo. Allora, se vogliamo andare su questa visione manichea, a me fanno schifo tutti i dittatori, gli autarchi, tutti. Che siano cinesi o russi, mi fanno schifo tutti, cioè la dittatura mi fa schifo. Non è che in Cina improvvisamente c'è una democrazia, Attenzione, no. Ecco, allora, quando noi diciamo non voglio più il gas della Russia perché è cattiva, perché fa la guerra e andiamo a prenderlo in Algeria o in Libia non mi pare che sia democrazia, in Algeria non mi pare che sia democrazia come la intendiamo noi. Marcato, quindi, il suo leader del partito ha detto che Putin è la persona perfetta. No, lui l'ha detto, io non l'ho mai condiviso questo. Vale molto più della Merkel, è vero, chi ha paura dei comunisti deve avere vergogna, cioè ha detto delle affermazioni che non deve mandare. Io non l'ho mai detto. Io non sono mai stato filo putiniano, quando anche sempre nel mondo dei social tutti dicevano Putin sta vaccinando tutti, lui sì che ha il vaccino, tutte bufale. Ma in effetti la base della Lega è insorta un attimino anche su queste dichiarazioni del leader ed è nata un attimino delle diatribe via social, ovviamente, che molti esponenti del partito... Sì, vabbè, ma adesso c'è una... Allora, attenzione, fino al giorno prima, ripeto, tutti dialogavano con Putin. E qui c'è un'ipocrisia drammatica, perché lei sicuramente da giornalista l'ha visto, c'è questa teoria molto pressante su tutti i giornali, anche nei politologi, insomma in tutti, che dicono che Putin è impazzito.
No, e quindi lui è impazzito, ha una crisi depressiva e ha invaso l'Ucraina con una guerra. In realtà questa è la più grande ipocrisia occidentale, perché Putin è sempre stato Putin. E siccome tutti conoscevano Putin, oggi non si possono permettere il lusso di dire avremmo dovuto prevederlo, perché era nei fatti. E allora noi ci nascondiamo dietro il fatto che Putin è stato, finché parlava con me, era una persona per bene. Poi a un certo punto una mattina si è svegliato, impazzito, e ha invaso l'Ucraina. Questa è una balla. Putin fa Putin. Perché lui da anni che dice all'Occidente e alla NATO, ragazzi, i vostri missili a 2 metri da casa mia non mi piacciono, non li voglio. State a casa vostra, mi avete già mangiato con la NATO un pezzo di ex Unione Sovietica enorme, questi missili non li voglio. Se non li togliete è un problema, cioè più di dirti questo, lui l'ha detto chiaro e tondo. Noi ce ne siamo fregati altamente e abbiamo pensato che fosse un dittatore per finta. Non è così, i dittatori fanno i dittatori. Allora, è che c'è un'ipocrisia di fondo per cui se è l'America a invadere e a dichiarare guerra all'Iraq dicendo una balla colossale sull'antrace che non c'era, va bene. Se è il governo italiano che fa partire i caccia sulla Jugoslavia, va bene. Se lo fa Putin, no. No ragazzi, la guerra fa schifo sempre perché i bambini dilaniati dalle schegge di una bomba non hanno mica patria. No, d'accordo. I bambini iracheni per me sono come i bambini ucraini, sono come i bambini jugoslavi, sono come i bambini iraniani, i bambini sono bambini. Quindi sì. o diciamo questo, altrimenti se non passa questo concetto noi continueremo ad avere la guerra come elemento per risolvere i conflitti. Il concetto un po' più complicato dei caccia, dovremmo parlare anche di caccia in Jugoslavia, un po' più complesso, però insomma, abbiamo bombardato. Sì, però era sotto un altro aspetto. Abbiamo bombardato in Iraq, guardi, quando noi vedevamo quelle famose scene notturne con i traccianti verdi, che sembrava un videogioco, ma quei traccianti verdi erano mamme dilaniate, bambini squartati, cioè questo erano quelle tracce verdi in Iraq. D'accordo, Marcato. Senta, in virtù di questo ragionamento delle grandi forze mondiali, ovviamente oggi le grandi forze sono Russia, America e Cina, l'Europa nel fare un ragionamento di unità di stati dell'Unione Europea ha praticamente lasciato in disparte il proprio armamento. Lei oggi, in virtù di quello che è successo, reputa che l'Europa sarebbe bene che costruisse un armamento proprio per difesa ma non per attaccare, visto che oggi l'Europa non ce l'ha, oppure va bene come sta facendo oggi sotto questo aspetto? No, l'Europa dovrebbe crescere e decidere una volta per tutte se vuole fare l'Europa oppure no. E questo credo che su questo ragionamento, d'accordo, però lei... no, ma proprio su questo ragionamento, se decide di fare l'Europa deve dotarsi di un esercito europeo. Deve dotarsi di una politica fiscale europea, deve dotarsi di un welfare europeo, deve fare l'Europa federale, un'Europa dei popoli, quindi non è che può cancellare le identità, ci mancherebbe, ma la politica internazionale deve essere di patrimonio comune, non può essere che ogni paese tratta col mondo secondo lei, dopo quello che è successo, lo farà? Io sull'Europa sono sempre stato pessimista. Ha dato un battito d'ali con il PNRR, cioè ha capito dopo i primi tentennamenti imbarazzanti, ha dato un segnale di vita dicendo qual è il paese messo peggio di tutti, l'Italia, diamo più soldi all'Italia. Cioè un bambino ci è arrivata anche l'Europa. Poi andiamo in pubblicità, poi devo fare l'ultima domanda per quanto riguarda il suo partito, poi parleremo ovviamente del PNRR, dell'accoglienza, dei soldi, degli aumenti dei costi, di tutto quello che sta accadendo qui in Italia ultimamente. Tra poco rimanete con noi.